Buongiorno a tutti ragazzi, come vi ricordate una settimana fa, anzi forse di più, ad agosto abbiamo scoperto un nuovo oggetto in arrivo, diciamo nel nostro sistema solare. In effetti avevamo detto interstellare che era passato tanto tempo fa, diciamo davanti, ciao avvocatella, davanti diciamo al nostro sistema solare e stavolta gli scienziati hanno detto che dall'osservatorio Gemini delle Hawaii hanno ottenuto immagini un po' più approfondite e questo qua l'hanno chiamato C2019 Q4 ed è stato individuato da Borisov Gennady, perciò l'oggetto si chiama C2019 Q4 Borisov. In effetti si tratterebbe, diciamo, all'inizio hanno pensato a una cometa, quindi probabilmente avevano detto che poi passando vicino al Sole si sarebbe un po' data a sfaldare, diciamo. Ma in realtà il dottor Shostak pensa che non dovremmo pensare questo perché l'oggetto sembra essere un veicolo spaziale alieno e non una cometa. In effetti non si esclude che si tratti di una sonda interstellare, poiché dice, siccome abbiamo fatto delle osservazioni molto bene con telescopi all'avanguardia, quindi non così ragazzi. E poi, ciao Alessandro, hanno fatto, ciao Diego, hanno fatto dei studi, hanno visto che l'esterno di questa cometa, di questo, diciamo, asteroide interstellare, tutto bene Diego, ciao Nicola, Anna Maria. Quindi hanno detto che ha un esterno in metallo con degli oblò. Quindi e dice addirittura che si possono notare certe facce verdi che guardano dentro l'oblò. Quindi in effetti sì, diciamo è una notizia un po' scioccante in effetti, anche perché loro hanno fatto con un nuovo telescopio di nuova generazione, ma comunque vogliono controllare più a fondo. In effetti hanno fatto, diciamo, delle foto a questo oggetto che sta arrivando nel nostro sistema solare. Ciao Marica. Quindi in effetti hanno detto che sì, sì, un UFO in effetti, che questo oggetto interstellare, cioè che viene da fuori, sarebbe composto, diciamo, di un metallo e avrebbe tipo degli oblò come l'aereo. Ma Francesco non si sa perché in effetti, se vi ricordate, già l'altra volta è passato un altro oggetto interstellare a forma di sigare che si chiamava Oumuamua, se vi ricordate nel 2017, quindi non si sa nulla. Però questo qua, quello che è rimasto impresso è che loro, durante l'esposizione delle foto, quindi durata e sovrapposizione delle immagini e tutto un casino, diciamo, di scatti fatti con telescopi tipo come Hubble, quindi hanno fatto queste foto e hanno visto che questa ombra, diciamo, ha delle tipo blu come un aereo, sai? Tipo come un vetro in effetti. E hanno visto qualcosa di verde, quindi loro dicono facce verdi, ma hanno visto come se stesse qualcuno affacciato vicino a sti oblò. Quindi adesso devono rifare le foto per vedere che cosa veramente riescono più, diciamo, più si avvicina ai ragazzi, ciao Alessandro e più, diciamo, loro riescono a vedere meglio. Quindi già da qui, che è molto lontano, loro già con questo telescopio che ma secondo me sarà un'astronave sicuramente. In effetti questi non è che, diciamo, il dottor Shostak ritiene che ci siano vite oltre al nostro pianeta e che ci siano stati visitatori sulla Terra in passato. Su questo lui non ha dubbi. Sì, sì, ha finito di mangiare Alessandro, è vero? Quindi l'oggetto spaziale, questo qua, è attualmente in rotta verso la Terra dallo spazio profondo, ragazzi, e dovrebbe passare vicino a Marte
a ottobre di quest'anno, quindi fra poco ragazzi passerà vicino Marte, quindi se qualcuno ha qualche telescopio buono, no ancora no, meno male, ah. No, che io lo so, no, ho visto varie notizie, no, non ho letto, il fatto è letto uno stromboli, dopo vedo però. Quindi in effetti ragazzi, questo scienziato è convinto, questo sta alle Hawaii in effetti, quindi in effetti crede che queste immagini che lui è osservatorio Gemini alle Hawaii, sì, si è detto bene, ha ottenuto delle immagini e ha visto che questa qui ieri ha fatto una scossa di terremoto vicino Salerno di 4.3, però non ci sono danni o altro, quindi ieri sera in effetti. Questo è l'ultimo terremoto, diciamo, che ho registrato, in effetti di 4,3. In effetti ragazzi, quindi diciamo che lui, sovrapponendo tutte le immagini, ha visto che questo oggetto ha degli oblò e dice addirittura che si vede qualcosa di verde, che lui ha chiamato facce verdi. Quindi diciamo che in effetti non si pensa che si pensa, diciamo, che possa essere una sonda interstellare. Sta pure tutto a dietro, tacchine, verdure, francesi, hai inguaiato a tutti tu. Quindi diciamo che dopo Oumuamua adesso arriva questo, come l'hanno chiamato, C 2019 Q4 questo. Quindi è stato diciamo, individuato da un astronomo dilettante russo e poi è stato passato giustamente all'osservatorio quello là Gemelli alle Hawaii e qui loro hanno studiato perfettamente. Vabbè, oggi quindi oggi vi state scassando, oggi in poco parole. Buono, oggi Francesco povero coniglio. Voglio, non parlate, se no questi ci viene fame e rompono nuovo di mantenere. Dopo dice, mo vengo. Quindi non parliamo di mangiare perché Alessandro è sensibile. Quindi ragazzi, diciamo che questo oggetto spaziale, secondo questo astronomo, che è quello, diciamo, il capo di quello del Gemini alle Hawaii, ottenendo queste, diciamo, immagini, ha individuato che ci sono dei tipo dei oblò con delle facce verdi, dice, lui non dice proprio facce, però dice qualcosa come se qualcuno stesse vicino a questi, diciamo, oblò. Però adesso lui vuole scattare più foto possibile perché si sta sempre più avvicinando vicino a noi. Infatti a ottobre starà vicino Marte, quindi si potrà vedere molto molto. No, no, l'area 51 non è stata attaccata, solo due persone sono andate, ma li hanno arrestati, quindi in effetti sono andati due persone. Poi è andato anche un youtuber, l'hanno arrestato pure a lui e poi è stato rilasciato su cauzione. Quindi in effetti ragazzi lì non è che puoi entrare, lì non fai nulla di che. Oggi ragù, carne con pomodoro e parmigiano, classico. Quindi ci manteniamo sul classico oggi, quindi pasta con pomodoro, ragù, parmigiano e carne nel pomodoro, quindi manteniamo la tradizione. Sì, sì, un ragù lo faccio io, sì. Quindi ragazzi, se saprò altre notizie su questo oggetto spaziale interstellare C 2019 Q4, io vi aggiornerò. In effetti questo qua per trovarlo l'ho trovato in inglese, sempre su siti scientifici che fanno queste cose. Quindi diciamo è un casino perché sempre come dico io, in Italia a volte si parla, a volte no, però per trovare queste notizie un po' particolari deve andare un po' al di fuori dell'Italia perché in Italia è difficilmente le trovi. No, io la odio proprio la pizza con l'ananas. Guarda, lui ha detto che questa nave che lui ha visto, questo oggetto,
è di natura metallica, ha degli oblò e ha visto qualcosa di verde, diciamo, tipo facce verdi. Non è che ha detto proprio sono alieni, quindi diciamo che ha detto che nella foto si vede tipo blu con qualcosa di verde dentro, quindi in effetti non è detto che siano verdi, quindi può essere pure diversamente che ci sta qualcosa di verde, ma non siano alieni. In effetti non è che gli alieni saranno per forza verdi, quindi non credo. In effetti lui ha notato che da un oblò ci stava qualcosa di verde vicino, quindi lui ha pensato forse qualche faccia verde, ha detto. Ma in effetti lui la cosa che più puntualizza è che questa cosa c'è, bravo Alessandro, ha fatto buono Alessandro. Questo diciamo cometa, come la vogliamo chiamare, asteroide, disco volante, ha degli oblò come un aereo, ragazzi, quindi ha tutte queste tipo finestrelle che si vedono in lontananza, diciamo con telescopi, però ragazzi fatti a telescopi tipo Hubble, quindi fatti con sovrapposizione delle immagini, quindi lasciate con computer, quindi tutta roba sofisticata. Diciamo, loro hanno fatto questa, diciamo, prima descrizione, anche se l'oggetto è ancora lontano. Ah, diciamo francese, diciamo che una settimana dietro avevo rovinato tutta la giornata tutto oggi, diciamo francese, proprio devo scassare proprio. Salute francese, francese ero per accordo per 4 ore minimo. Dopo mangiato, minimo 4 ore di corsa continua, senza fermarti. Tu, annanzi o coniglio a rete? E io, no, no, piove, allora non voglio correre. No, ragazzi, non è come diciamo che sta Alessandro a mese, troppo chi lo viene, ci viene fame, e poi Alessandro fra poco dice, ragazzi, ci vediamo dopo. Già sappiamo che Alessandro, ragazzi, come comincia a sentire tracchiolello, conigli, felli di carne e cose. No, qua guarda, è scemo, come dico io, è proprio tempo, è proprio scemo. Cioè, non ci sta né sole né non piove, quindi è proprio strano. Vento, la verità, si è calmato, quello perlomeno. Ieri sera ci stava portando a tutti quanti a San Matteo, però oggi diciamo che un tempo non sa nemmeno lui che vuole fare, vuole piovere, riesce il sole, boh. Vabbè, può fare che vuole lui tanto. Certo ragazzi, io ho pensato una cosa, secondo me quasi andiamo io, Alessandro, Francesco e Avvocatelli ci vattano. Se andiamo a mangiare al ristorante ci cacciano fuori, sono convinto. Dice, mo io ci vo. Dice, il tavolino non si mangia. Sì, sì, Alessandro, tu ti immagini io, tu, Francesco e Avvocatelli. Sono convinto che ci cacciano fuori. Subito Francesco esce stato pare io. Secondo me ci mettono a lavare i piatti, dici, quando è? Secondo me, dici, dai, io, perché lo capite magnata? E da lavare i piatti tutta per 3 giorni. Vabbè, era quasi un Diego, io però casa mia, guarda. Voglio, si porta pure a mio fratello Vincenzo appresso, ci sparano addosso, diciamo, se andiamo a Salerno ci sparano, a Napoli ci sparano, quindi andiamo direttamente, diciamo, alla parte del nord, così facciamo, mi ricordo che tanti anni fa, qui a Salerno, diciamo, ma a sud facevano questa truffa in effetti, ragazzi. Andavano tutti quanti al ristorante. Mi ricordo che proprio cose pazzesche. Qua a sud, come si dice, uno ne fa. No, no. In effetti qua a sud, Francine, tu penso che lo sai perché tu sei napoletano, no? Quindi penso che lo saprai sicuramente. Ma guarda, non so nulla di politica, so quasi zero io. Quindi in effetti ragazzi che facevano le persone qua? Anzi lo fanno ancora forse. Entravano tutti al ristorante, mangiavano a meglio tutto quello che volevano ragazzi. Poi ordinavano pesce, fritte e cose e poi ordinavano il dolce. E poi dice che a uno
uscivano fuori e andavano nelle auto e poi scomparivano, capì? Avevano ordinato caffè e torta e poi a uno, con la scusa di andare a fumare la sigaretta fuori, scomparivano e poi il conto nessuno lo pagava, no? La vittima era il ristoratore al finale. No, quello sempre tutti quanti andavano a fumare. Io mi ricordo che una volta stavamo mangiando in effetti e ci fu un casino che vedemmo i camerieri che volavano. No, no, noi stavamo mangiando e questi qua dicono andiamo a fumare, portate allora il dolce, tu che vuoi gelato, tu che vuoi questo, tu che vuoi quello. Era una banda più o meno, ma una ventina di persone. Quindi dice noi andiamo a fumare nel giardino un po' la sigaretta. 10 minuti se ci portate il conto, gelato, caffè. Questi a uno sono scomparsi, non sono più tornati. Quindi diciamo che qua a sud una ne cento ne pensano. No, voglio, in effetti se andiamo a mangiare a base di carne, ragazzi, quindi mangiamo giusto un po' di antipasto, mozzarella, prosciutto, quello già die che già se ne dai. In effetti facciamo prosciutto, bocconcino, molignone, parmigiano, un po' di antipasto giusto per aprire un po' la fame, ragazzi. Ma quelli erano tutti napoletani, quindi i napoletani sono come noi, mangiano proprio di brutto, come Francesco è un esempio, ragazzi. Ti posso assicurare che mangiano peggio di noi, quindi poi i napoletani hanno questa fissazione, la frittura, il calamar, come noi in effetti, quindi hanno tutte queste fissazioni. Il napoletano deve mangiare, ragazzi, il napoletano come il salernitano, il campano, sanno scassare, in effetti non si va al ristorante per mangiare, ragazzi. Diciamo, uno va al ristorante perché si deve scassare, un gamberone arrostuto, un gamberone fritto. Diciamo che i napoletani, come noi salernitani, diciamo, abbiamo proprio questa fissazione del pescato, in effetti. Quindi un gamberone arrostuto, la frittura della rice. No, l'anguilla a Natale qua si usa. Però normalmente un cuop fritto ce va, quindi un napoletano che viene a Salerno, un salernitano che va a Napoli o coop è obbligatorio, quindi un calamare, un calamare imbottito, diciamo, tutte queste cose sfiziose, quindi a bere, polpetiello, pippadano, il polpetiello, ricim, che è secco, quindi diciamo sempre roba leggera, è vero Francesco? Un calamare con la pommarolo, un calamare con il patano, un calamare fritto, ma di tutte maniere, un gamberone. Ma ci sta di tutto, le alici dorate e fritte, un po' di tutte cose, voglio una cosa leggera. Poi giustamente che non facciamo uno scialatiello di frutti di mare, no Francesco? E un po' di pasta ce la mangiare. No, non so chiatto, c'ho la pancia. È la stessa cosa comunque. Quindi in effetti poi Franci uno spaghetto oppure uno scialatiello di frutti di mare ce l'ho. Oppure un astice per linguine, un astice. Sì, sì, sottondo, tonico, vabbè, il scialatiello, sì. Una pasta, diciamo, fresca, in effetti fatta in casa. Diciamo sono. Oh no, poi che fa? Un po' di secondo non lo facciamo, ragazzi. E due gamberetti arrostiti, un po' di seppia arrostita, qualche orata a forno, qualche orata a sale. Diciamo. E ci vuole, no, Franci? E un sorbetto, vabbè, un sorbetto per spezzare, perché dopo viene la carne, no? Poi una fettina di carne di 500-600 grammi, bella sulla pietra, quella là lavica che diciamo mentre mangi cuoce ancora, con due patate vicine perché per fu contorno, giustamente. Poi che fai? Un po' di dolce non lo mangi, dolce, gelato. Diciamo più o meno urche in effetti. No ragazzi, facciamo una cosa, io, Alessandro, Francesco e Avvocatello non possiamo andare a mangiare insieme perché sennò davvero ci cacciano fuori e ci sparano appresso, quindi è meglio di no. Se poi porta mio fratello proprio ci sparano addosso direttamente.
E vabbè, il dolce è normale, l'avvocato che fa? Sì, sì. Allora, Anna Maria, mio fratello si è mangiato solo lui 25 cannelloni. Solo per iniziare, questo è solo per l'inizio. Poi prima si è mangiato l'antipasto e poi dopo la carne. No, Camillo non mangia, no, Camillo è proprio, non è per noi, Camillo non è di compagnia. Quello che ha visto, già il primo ragazzi è andato via, vai, stiamo a eliminazione, e che stiamo volendo fratello. Ma fra poco Alessandro è come già dice, me la già che venga a che fa. Partiamo. Sì, sì, in effetti quando andiamo tutti a casa da mamma, mamma più o meno cucina, più o meno la media per persone normali, secondo me, quel- quello che mangiamo noi, diciamo, la domenica, la gente normale la mangia in 10 giorni. Quindi questa è più o meno la prospettiva. Quindi in effetti lei è proprio allora bravo, solo grande fratello. No, io al grande fratello non posso andare perché sennò fanno la fame tutti, quindi dopo bisticci, no. La, quello pure adesso anche io. Vabbè, ragazzi, vi saluto, vado a mangiare pure io perché voi a volte sono le lune, mentre non cominciamo a buttare la pasta, quindi ragazzi, buon appetito. Quindi abbiamo fatto tipo grande fratello, prima è partito Francesco, poi è partito Alessandro, poi è partito te. Sì, sì, ci può capitare lui giorno qua. Alessandro, mi raccomando, oggi è domenica, quindi è santa. Buon pranzo a tutti ragazzi, quindi obbligatoriamente oggi si scassa. Quindi ci sentiamo più tardi ragazzi, dopo mangiato, dopo il dolce ci sentiamo, se ce la facciamo e se no ci sentiamo più tardi. Sì, sì, solo acqua, acqua frizzante, quindi solo acqua, non bevo nulla. No, no, sono totalmente astemio ragazzi, quindi no birra, no vino, nulla. Quindi a fumare non fumo, non tengo vizi, voglio. L'unico vizio è mangiare. Vabbè, voglio, ci sono team, se permettete, voglio a mangiare. Adesso mi raccomando. Ok, a dopo ragazzi.